ragazzi, non mi sente nessuno. Ma dove sono tutti? Dove cavolo siete andati? Oh, ma che problemi avete? Ma che problemi avete? Cioè, ci fermiamo al passo rifugio Nordona. Non abbiamo capito ma ci sembrava impossibile che fosse subito lì. C'è scritto, scendi piano, andate piano, vi godete il panorama. Una casa, che cos'è? Rifugio Nordona. Neanche cementato, noi cementiamo tutta questa roba. Dove l'hanno sterrato? Dove l'ho sterrato? Coglioni. Sempre... Il passo era quello dove ci siamo fatti le foto, il rifugio era quello dove dovevamo mangiare. non avevamo neanche cominciato a correre. Appunto. Dobbiamo mangiare alle 11:30. Era mezzogiorno e mezzo. Ma se adesso è mezzogiorno e mezzo. Sono l'una Ora 9. Vabbè, tempo che si arriva, si fa e tutto, va bene. Comunque vi ringrazio perché mi sono divertito da solo un sacco a tirarla come un matto. Andiamo a mangiare. mangiare un'altra parte. Sì, andiamo. Io l'ho fatta tutta, dai che sono qua, e dai che sono qua, mi sono fermato tutti quelli che c'erano qua. Sì, anch'io mi fermo e dicevo, saranno qua, no. E... Ma comunque ragazzi hanno fatto terrorismo per sta strada qua. È una cagata, cioè nel senso è bellissima. Le maglie nostra, è più difficile di qui. Ma questa è famosa perché Ma dai, ma a caso. Volevamo farla in salita questa. La nostra strada, il nostro mare. sì, anche l'altopiano. Cioè è bellissimo. Video di questi cazzoni che hanno Sì, e dirgli che è una cagata. siete dei coglioni. Ma magari tutta gente che lo fa all'inizio, capito? L'abbiamo fatto tutto bello bagnato. Avete capito? YouTuber! E che per poco non veniamo neanche su per paura? Sì. Per paura sta T e lui e mia. Cioè, ragazzi, noi stiamo parlando di gente dell'altopiano, di bellure, noi andiamo sul piede. Siamo abituati sui colli. Sì, colli, ugani, certo, anche. Non dirlo che sono vietati. Ciao, stacchiamo. Tu. Tutto a posto? Ciao Beppe. Dormito? Dormito? No, zero. Freddo? Freddo? Casino? No, freddo no. Colpa di Beppe No, e lui, gli orsi qua della situazione? No, né casino né... Si vede il cambio di letto, sai, un po' così. Cioè, sempre un Sì, dormiveglia. la prima volta è sempre così. Torna, Sì. Te Beppe tutto ok? Tutto ok, dormito benissimo. Ti sei abitato? 2 volte qua che è venuto. La pioggia? Sì. Si stava bene, mi sono addormentato subito. Poi è iniziata la pioggia, a parte qualcuno che russava come un orso. Poi è iniziata a piovere. Non sfisso tutta la notte, però pioveva, smetteva, ma veniva giù tanta, la sentivi proprio sulla tenda. Pa. Buongiorno amati iscritti, ripartiamo. Si riparte, la moto si è accesa subito, siamo prontissimi. Quella lì ha avuto un problema al freno, pensate alla JP, quello destro, qui il freno di dietro, ma è sistemato. Sapete già Maxi con il problema, Giovanni Super Saiyan, guarda come fuma quella moto, guarda come fuma con l'acqua. Io ho tolto le borse perché voglio stare più leggero e andiamo a fare benzina e mi sto già appannando. Bene, partiamo e ci vediamo sul Dordona forse o prima. La carovana è partita, si scende da... come si chiama sto posto? Non mi ricordo mai. Piazza Torre con questa... guarda che spettacolo la montagna con le nuvole, altro che sole. No, così lo voglio, vedrai dopo che bello in montagna. Spettacolo. Occhio. Questo qua che non so dove andava. Sì, coi sassi bagnati. Scivoliamo, saliamo. È il paesino in mezzo alle montagne. Quindi dal campeggio sono una ventina di chilometri fino a Foppolo, forse un po' di più all'inizio, una trentina. Atmosfera perfetta oggi.
sale là sopra. Guarda quella casetta qua in cima, spettacolo. Cioè devi fare tutte queste belle scale. Guarda, ti fai le scale e vai a casa. Sta iniziando a piovere. 3 km siamo a Foppolo. Non può essere un'avventura persa così. Oh. Sì, no, non brutto come... Beh sì, dai, come quello di prima. Vieni giù bene. Aspetta che mi fermo qua, vediamo se arrivano gli altri. Che avventura! Allora ragazzi, dove siete finiti? Lo facciamo sul Dordona con la pioggia, dai che smette fra un po'. Questa è la più gerellina. Ah, si è messo l'antipioggia. Gli altri? Io Si- ormai vengo A mezzo si away? Ok. Adesso andiamo in bar, magari vediamo se smette un po'. Manca Sandro. Aspettiamo. Manca Sandro. Il bar è qua a 200 metri. Allora ora scopriremo se andremo a farci il Dordona con la pioggia oppure no. Quindi io la moto me la metto qua. La situazione. Cosa dici, Beppe? Ma mi sembra di andare in cerca, a dire la verità. Ma io sono venuto fino a qua, vi dico la verità, me lo faccio anche con l'acqua. Come Eneco, che è bellissima la montagna. Mi lavo un po', ma mi diverto. Ma dovrebbe smettere fra un po'. La situazione. No, sono qua. Vedi là che si sta aprendo. Dai, guarda, ha smesso di piovere. Hai visto? Ha smesso di piovere. Adesso si apre e partiamo. Ha smesso di piovere. Dai. Poi ci rifermiamo al rifugio, mangiamo e siamo tutti contenti. Si sa, in questo bar si compra il biglietto, si mangia qualcosa prima di partire. Non piove più, sono tutti pronti per partire. Dordona, arriviamo. Dovete ancora fare il biglietto? Ok. Gli ultimi uomini che vanno a fare il biglietto, guarda. Decisi. Ok, gomme sgonfiate. Ho messo 1,5 davanti, 1,5 dietro. Speriamo bello, sarà bellissimo così. Il drone, se piove, non lo alzo. Ci aspetta su, andiamo a mangiare il Dordona e poi continuiamo. E il dopo, in mezzo ai boschi per andare al lago, non si sa come sarà, scopriremo. Prepariamoci. Abbiamo fatto il biglietto. Nome, firma, 5 euro. Siamo pronti, i bravi ragazzi, questi bei bastardi sono pronti, un po' timorati da questa pioggia. Giovanni si deve ancora finire di sistemare. Togliamo l'ABS e andiamo a scoprire quanto hanno asfaltato. Ok, guardate che bello, spero che non piova. Bene, su, così facciamo un bel volo col drone in mezzo a ste nuvole, meraviglioso. Sì, si va qua a destra. Poi sono tutti preoccupati, però oddio, alla fine scopriremo che poteva essere una cosa tranquilla e semplice. Partiti? Sì. Eccoli là. Vado piano. Ah, qua. Qua, giusto? Controlliate se ci sono i ragazzi. Qua.
Qua il drone non mi vede neanche Baugaz. Bene, il Dordona ci accoglie con questo meteo meraviglioso. Chi si è fermato? Già Beppe sta togliendo l'ABS. Edelweiss, Edelweiss. Sterrato, ma è comunque bello. Guarda che colori ste pietre, tutto verde, che bello. Tornante. Ma scusa, ma io devo andare avanti, se no mi si spegne la moto. Al prossimo asfalto mi fermo. Ascolta, io tiro sul drone che mi segue adesso. Metto sul drone che mi segue. No, non vede un tubo sto drone. Facciamo una foto, non vede niente il drone. Tanto bello. Bella pietraia. Foto. Io intanto registro, ragazzi. Bergamo, Passo d'Ordona. Ragazzi, tutto a posto voi davanti? È successo qualcosa? Porco. Ehi tu! Dove vai? Madonna, ma è un cane abbandonato. Adesso arriviamo anche noi tutti.
ragazzi, non mi sente nessuno. Ma dove sono tutti? Cioè, ma si può? Ma vi sembra il modo? Adesso arrivo, vi devo cazziare. Sì, adesso vi cazzio. Cioè, ma dai, ma se vedete che non arriva... Ma guarda... Manco mi diverto un po' in fuoristrada da solo, ma neanche qua sono. Io faccio un po' di belle riprese, guarda qua che bello, che bello. Bella sta strada, e mi sto divertendo un sacco. E lei è proprio brava, sta cove è meravigliosa. Dove cazzo siete? Mi sono fatto il Dordone da solo, ragazzi, bellissimo. Vai piano, veloce, quanto vuoi. Carino, ma dal cemento siamo passati all'asfalto, scivoloso, schifoso, guarda qua, boia. Come dicevamo, stradine tecniche più belle da guidare le abbiamo trovate ieri. Però qua bello da foto, sì, è paesaggistico, ecco che cos'è. Vabbè, andiamo a vedere il resto. Già in autunno, guarda che spettacolo, belli paesini, che posti, un paese costruito sulla montagna così. Ecco, no, questo era uno che è chiuso in ferie. Allora, per andare, se volete, c'è sto sentiero a sinistra. Che questo porta dietro. È qua. È quello. Io devo andare in bagno assolutamente. Spero di aver chiamato il posto giusto. Ah. Ragazzi, siamo arrivati, si mangia qua, carino, con svista, bello. State a sinistra, diceva. Che brave. Allora, è iniziata la strada per il lago, che è un mischio tra sterrato e cemento in salita, prima di entrare penso nei boschi con panorama. Vabbè, inizia e anche il freschetto. Comunque molto bella, un bello sterratino, non c'è troppo fango, cose normali per noi queste strade qua, tra autopiano e corri belici. E qua terriccio fangoso. Bello, wow. Non si vede un cazzo. Bello, non si vede un cazzo.
Madonna che bella sta strada, ragazzi. Questa forse per parlare di strada è più bella del Dordona. Qua, lì. Io ho fatto qua perché si arriva fino a qua e poi si scende. Voglio andare a vedere. Se uno vuole andare va. Guarda che bello. La strada per tornare indietro è la stessa. No? Facciamo una mezza. Sì. Hai visto che bello sto posto? Hai visto che bello? Valeva molto più la pena questo che non il Dordona. Sì, qua è molto bello. Qua mi ricordava tanto il Piemonte, molto, mi piace tanto. Grazie laghetto, la strada è stata molto bella. Come diciamo, ci siamo detti, mi sa, forse è più bello della strada del Dordona. Il Dordona è molto bello, la montagna, le montagne che ci sono. Comunque dai, tutto bello, non voglio criticare, giudicare. Allora mi sistemo, partiamo diretto, dovremo riuscire a fare Passo San Marco ragazzi e poi a casa e poi di nuovo campeggio e è finita anche questa avventura. Via! Discesa diversa dall'entrata, quindi cambiamo strada, facciamo un anello che è molto più bello di fare sempre la solita strada. Pietre smosse, bisogna lasciarle andare. Tutto bello qua, tutto bello. Oh, ci passi? Avviso che c'è un tornante perché non l'ho visto. Che bella, bello qua. Sta riprendendo. Dov'è Ale dietro? Chi è ultimo, Ale? Sì. Ciao mucchine. Occhio, sono a sinistra.
perfetto. Sì, abbiamo sbagliato in verità, però non c'era un'altra strada, non so perché. Allora, coi bravi ragazzi abbiamo deciso di rifare il Dordona per tornare, perché non siamo sazi. È un weekend di off e vogliamo proprio passarlo fino alla fine, che domani tutto l'asfalto ci porterà a casa e poi pace. Ma allora ci siamo, questa è la salita su asfalto cemento del Dordona, non da Fopolo, dall'altra città, che vi dico la verità è noiosissima perché è tutta così, ci sono miliardi di tornanti in salita così, e in più anche cementati in mezzo al bosco. Comunque quando saremo in alto sarà più divertente, quegli bei sterratini. Non ve li faccio vedere tutti perché veramente sono infiniti. Vediamo se mi piacerà più farlo su o giù, scendendo o salendo. Porco occhio! Dobbiamo andare là in mezzo. Ora un po' di asfalto. Bello Tosi, bello. Fatti tutto il Dordona in salita con saltini. Sondrio, Bergamo, siamo a 2061 metri, questa è la parte in alto. Oggi abbiamo trovato un tempo così, nuvolo, pioggia, ma in alta montagna sapete che io lo preferisco. Fatelo se siete nelle vicinanze, non è impegnativo, è bello, dura pochissimo e cosa vi dica, il video finisce qui e è stata una bella avventura di 2 giorni. Bravi ragazzi, i bastardi. Ci siamo divisi al ritorno perché noi volevamo fare qualcosa ancora in più di sterrato e questa al ritorno tutta in salita è molto divertente, molto più divertente. Gli altri sono andati a vedere il Passo San Marco, che anche quello dovrebbe essere molto interessante, tutto asfalto. Tirano in campeggio, ultima notte mangiata, speriamo di divertirci anche stasera, sì, ci divertiamo. E niente. Ci voleva, mi mancava 3 giorni con quei bastardi. Bastardi! Grazie! Grazie a voi e agli altri che sono di là. Viva il pavone dei Pemi, viva! Ci voleva, cazzo. Ciao! Ehi, e poi sono in tenda. Ho qui la mia lucetta che quando sono in tenda io la posso prendere, schiacciare un pulsantino e iniziare a illuminare le cose che ho in tenda da prendere. La potenza può aumentare tenendo schiacciato, vedete? Sempre di più, e posso andare a cercare le mie cose ed è piccolina, me la tengo in mano. Qua, spettacolo. E poi sono fuori
dalla tenda, è tutto buio, giro, guardate, illuminiamo la strada, ecco. Se teniamo cliccato diventa sempre più forte, vedete la tenda, eccola lì, clicco ancora, guarda che luce, eccola qua, guarda che luce, e con questo al buio illumini tutto, vai dove vuoi, è uno spettacolo. Adesso che dobbiamo andare a mangiare al ristorante là, al di là di questo campeggio, è perfetta. E guardate ancora che altra potenza che ha. A me piace un sacco, è piccola, tascabile e può illuminare. Adesso me la metto in tasca, vado a prendere gli altri e andiamo a mangiare. In questi 3 giorni di campeggio ho avuto anche con me Wurkos HD03 Clip Light. Una luce portatile, compatta e impermeabile. Davvero pratica e utile in campeggio e anche nella vita di tutti i giorni. Ha diverse impostazioni di luminosità, anche a colori. Che possono tornare utili non solo in campeggio ma anche in momenti creativi o per avere un po' di atmosfera. Io l'ho usato soprattutto al buio per illuminare di notte l'area dove dovevo lavorare, camminare o fare qualcosa. Se vi interessa vi lascio il link sotto in descrizione con un codice sconto temporaneo, portatile, compatto, impermeabile, per me è molto utile per queste cose. Non l'ho usato 100% in tutte le sue funzioni, ma nel suo poco che ho utilizzato per quello che serviva a me è stato perfetto.